Bentornati al Pallabarton di Perugia per il secondo turno dei Playoff Challenge. Un cordiale saluto da Nicolo Brillo e da Raffaello Agea, buonasera a tutti. Si affrontano questa sera Raffaello, Bartoccini MC Restauri Perugia, padroni di casa, che hanno vinto il primo turno con Cuneo, andata 3-0, ritorno sempre per 3-0, e poi c'è Thierry che invece è reduce dalla delusione playoff scudetto. C'è stato anche la vicenda del ricorso, ci dirai chi meglio di te. Ah sì, sai, certo stasera ancora una volta questa partita ha chiavi di lettura tutte particolari. Certamente Perugia è sulle ali dell'entusiasmo, perché dopo il dopo 3-0 che hai ricordato tu con Cuneo, certamente sta vivendo un momento magico non soltanto per la salvezza maturata, conquistata, ma anche per questo turno di challenge. Dall'altra parte Chieri credo che avesse puntato molto sul campionato dopo la sconfitta in finale di Challenge Cup con Roma, e insomma c'è stata, come hai detto tu, non solo sul campo si è giocata la sfida dei quarti di finale tra Novara e Chieri. C'è stata l'appendice del ricorso su una situazione di gioco che a giudizio di Chieri non era stata ben interpretata, ben applicata dagli arbitri. Purtroppo non sapremmo come sarebbe andata a finire, perché il ricorso d'urgenza alla Corte Sportiva di Appello è stato dichiarato inammissibile in quanto pervenuto in ritardo. Io ho una mia idea su questa cosa, insomma. Chieri ha dichiarato su un comunicato che la voleva chiudere qui, non voleva chiedere la remissione in termini, perché certamente ci può stare un errore scusabile in questo caso. Torniamo alle vicende di campo. Questa sera due squadre che si sono già affrontate in regular season. All'andata ha vinto proprio qua il Pallabarton Energy Chieri per 3-2, una partita tiratissima, e poi una vittoria per certi versi anche sorprendente di Perugia in casa di Chieri per 3-1 al ritorno. Sì, possiamo dire che da quella gara di ritorno Perugia ha cominciato a costruire, è stato uno dei piccoli mattoni della salvezza, però era stata una gara anche quella tirata, assolutamente molto ben giocata da tutte e due le squadre. Aveva prevalso Perugia, che aveva spinto qualcosa in più nei momenti decisivi, però io credo che dalle prime battute di avvio si vedrà subito l'atteggiamento in campo di Chieri, se sarà pronta a dare battaglia. Credo proprio di sì, perché onorare il campo è sempre la prima cosa. Intanto, come abbiamo già visto, Chieri scende in campo senza alcuna novità. C'è Van Halen insieme a Gichel in diagonale, poi c'è Alberti e Gray al centro, Bausch e Skinner in banda, il libero Ilaria Spirito. Sì. Vediamo nessuna novità anche per Perugia, squadra tipo con Ricci e Nemeth in diagonale, Bartolini e Cekulev al centro. I martelli sono Traballi e Ungureanu, libero e capitano Emma Sirressi. Questo c'era da aspettarselo, che le due formazioni scendessero in campo con i roster, con gli starting six tipo, quindi vedremo. Ribadisco, dalle prime battute vedremo subito quale sarà la temperatura in campo, insomma, anche perché stasera è l'ultima volta che il pubblico di Perugia avrà la possibilità di vedere le sue beniamine qui in casa, quindi c'è anche il tema saluto, se vogliamo. Da una parte Chieri, che ovviamente bisogna valutare come avrà tutito la delusione dell'uscita dal playoff scudetto, Perugia che può giocare praticamente senza tanti pensieri. Ma sarebbe molto importante capire già da adesso qualche piccola indicazione magari per il futuro per Perugia. Si parte e c'è subito l'errore di Van Halen. Ecco, questa non è la temperatura giusta sicuramente per partire, ma insomma
siamo proprio all'inizio. Prima battuta per Perugia con Traballi. Van Halen il primo tempo, Di Grey a segno, 1 pari. Sì, qui Traballi prova una mezza variazione con una corta sui 3 metri, ma è molto attenta alla ricezione di Chieri e subito in azione con il primo tempo. Riceve Sirressi, Ricci, cerca Nemeth, fermata dal muro, copre Bartolini, ancora Nemeth, mani out, 2-1. Ripete Ricci, fa bene, qui ha trovato un muro molto alto, Nemeth molto ben piazzato sul primo attacco, poi decide di usarlo il piano di rimbalzo del muro e trova questo ottimo mani out nonostante avesse pochissima parallela. Bartolini riceve Spirito, Van Halen cerca Gichel, pallonetto perfetto, non riesce il tentativo. Il muro scorre molto, il muro di Ungureanu e Cekulaev, se ne accorge Gichel che con questo tocco felpato la mette alle spalle del muro e in ritardo netto la copertura che non arriva. C'è Anna Gray al servizio per la formazione ospite, cerca Traballi, in bagger Ricci, attacca Ungureanu e va a segno. Primo pallone per Ungureanu, molto grintosa, l'abbiamo vista su questo pallone, piazza questo ottimo money out sulla parallela. C'è Nemeth al servizio, sporcato dal nastro, Van Halen attacca Bausch a segno. Bausch potentissima qui, anche in questo caso il muro di Perugia è in ritardo, ma ci va di potenza, anche se sarebbe bastato forse meno. Riceve Traballi, qualche problema, deve rincorrere il pallone Ricci, attacca Ungureanu, si sposta Spirito e la palla è out. Nettamente no, perché non è uscita di molto, però certamente fuori l'attacco di Ungureanu che con il muro molto ben piazzato cerca questa diagonale lunga, ma purtroppo per lei finisce fuori, anche se di pochi centimetri. Gichel, Ricci cerca la fassa di Cekulev, pallonetto che viene letto da Spirito, attacca Bausch, ci sono le mani del muro, Ricci ricostruisce, Ungureanu, pallonetto, si salva Chieri, ancora un'opportunità per Perugia, ancora su Ungureanu, la palla non è delle migliori, ma c'è il fallo in rete di Chieri. Un po' di flipper tra le due squadre, giochicchiano, la buttano di là, alla fine la risolve a favore di Perugia questa netta invasione a rete da parte delle giocatrici di Chieri. Ungureanu al servizio, andrà subito a forzare, riceve Skinner, ricezione abbondante, free ball Perugia, fast di Cekulev che viene difesa da Gichel che in traiettoria spinge questa palla, Skinner, Ricci prova subito il colpo ma difende Chieri, ancora Sirressi, Ricci cerca Traballi, la difesa di Gichel a due mani, Bagher Skinner, attacca Bausch e questo è un gran punto. Bausch qui con muro a 1 di Ricci, ma insomma abbiamo visto una bellissima azione con ottime difese, ottime rigiocate da tutte e due le parti. Non se l'è sentita all'inizio dell'azione di giocare di prima intenzione Cekulev, forse avrebbe fatto meglio. Ricci, la fast, la pipe, scusate, di Nemeth che va a segno. Qui quasi da schema l'attacco da seconda linea di Nemeth che con muro a 1 riesce a scaricare tutta la potenza mettendo qui il suo colpo molto lungo. Continua l'equilibrio in apertura di gara, 5 pari, Cekulev, Skinner, pallonetto, c'è Traballi a coprire, Nemeth, primo tempo di Alberti che viene letto, Traballi appoggia il pallone ma ha errato questo appoggio, la palla è fuori. Molto attenta Chieri qui, Traballi
insomma un paio di colpi da bicer dalla parte di Perugia in questa azione. Traballi ci prova a metterla sulla parallela, ma è fuori. Alberti prova la rete. Secondo errore per Chieri al servizio. Penso che cerchino di spingere molto dai 9 metri, perlomeno in queste fasi iniziali. Ricci, la palleggiatrice di Perugia, al servizio. Van Halen va su Bausch e prova ad angolare. Bagher di Bartolini, attacca Traballi, ha una mano Skinner, si salva Chieri. Altra opportunità per Perugia con Ricci che cerca Traballi e Traballi si riscatta. Si riscatta in pieno, ma una Perugia molto attenta su questa azione, non lascia nulla al caso, molto attenta prima Traballi anche in copertura, poi si ripropone da zona 4 e questa volta riesce a concludere con successo. Bausch, ricezione, arriva la pipe di Gichel. Angolatissima, molto ben giocata questo attacco da seconda linea di Gichel, girato con ottima manualità verso zona 5. Van Halen cerca la zona di conflitto e per poco non arriva Leis, ma comunque guadagna una free ball per Chieri, che viene sfruttata con il primo tempo di Gray. Sì, qui la più classica delle free ball, quasi da riscaldamento questa palla. Gray non si fa pregare a metterla a terra, ma pasticciano dalla parte di Perugia in ricezione. L'olandese va su Sirressi, Ricci, primo tempo di Bartolini, viene difeso, il tentativo di Skinner viene neutralizzato, Nemeth, fondo campo, difende Bausch e poi appoggia, ricostruisce Perugia, ancora con Nemeth, viene fermata da un muro fantastico di Anna Gray. Chiude il colpo molto qui Nemeth, ma insomma dalla parte di Chieri avevano ben capito le intenzioni di Ricci, che avrebbe servito Nemeth, e il muro, come hai detto tu, è strapiazzato e restituisce dall'altra parte. Più 2 Chieri, 7-9. Buona la lettura di Sirressi, la palla va a un altro errore al servizio. Buona, ma come abbiamo detto poco fa, mi sembra che Chieri cerchi di spingere molto dai 9 metri, di trovare qualche soluzione in più per mettere in difficoltà la ricezione di Perugia. Traballi, molto profonda anche Traballi. Restituisce il favore Traballi, lunga, sbagliatissima l'esecuzione del colpo dai 9 metri da parte di Traballi. E adesso ai 9 metri la campionessa Stelle Strisce, Avery Skinner, che cerca Ungureanu, Ricci su Ungureanu, la difesa di Skinner, in Bagher, Gray, attacca Bausch e poi c'è un po' una dormita. Sì, di nuovo pasticciano dalla parte di Perugia, ma se non abbiamo visto molto Skinner in attacco, devo dire che è il ministro della difesa più del libero di Chieri. Sceglie il primo tempo Ricci e la palla si insacca la palla di Bartolini, muro staccato, è la classica palla del postino che si insacca tra muro e rete. L'autrice dell'ultimo punto, Bartolini, ad incaricarsi del servizio. Arriva il fischio del primo arbitro. Skinner, attacca Gichel, potentissima Gichel, questa azione da schema arriva come una saetta sul servizio di Van Halen, piazza questa diagonale praticamente sulla linea laterale imprendibile. Gray cerca Traballi, si sposta, la palla viene data in ma Traballi è sicura che sia fuori, c'è una chiamata di videocheck, la prima dell'incontro, diciamo vedremo. Che è una situazione giusta non lo so, noi siamo
in alto teoricamente a me era sembrata Guarda, la palla è più in, fuori. la vedo qua. Sì, Dal video c'è sì, anche sì. che vediamo la nostra postazione. Siamo privilegiati in questa postazione. Eh sì, pizzica la linea bianca. Non lo mi so, sembra. vediamo un po', vediamo con l'alta definizione. Forse no, forse no, E allora aspettiamo, perché è una palla veramente forse no, contesa. vedo che confabula Clemente, il secondo arbitro, con l'addetta al video check, con Nampli. Vediamo l'immagine ingrandita del Non ho capito dalla gestualità e cercando di leggere il labiale. Verdetto che sta per arrivare sul punto di caduta del pallone. È out, di pochi. Dalla prima immagine sembrava in campo, poi effettivamente da quello che abbiamo visto è fuori. Punto Perugia. Quindi mezzo 10-12. punto tra Giovi e Traballi, dai, glielo diamo. Nemeth va su Skinner, attacca Bausch che salta tantissimo e trova un angolo meraviglioso. È meraviglioso, però qui con il muro, come dire, più debole di Ricci dalla parte di Perugia, passa l'attaccante di Chieri abbondantemente sopra le mani della giocatrice perugina. Gichel riceve Traballi, Ricci su Ungureanu, funziona il muro difesa di Chieri, attacca Bausch, la parallela Questa volta Bausch ha pochissima parallela, perché il muro di Perugia è molto ben piazzato, offre appunto pochissima parallela e costringe l'attaccante di Chieri a rischiare molto e a sbagliare. Si ritorna con Ungureanu che serve forte su Skinner, ma tiene, arriva la fast di Alberti che viene tenuta, ma la palla torna nella metà campo premontese. Skinner difende Nemeth, Traballi da fondo campo, arriva il pallone, la difesa di Skinner si alza la sfera e poi c'è il muro. Fantastico, Skinner si è sentita distintamente che ha chiamato Pipe, voleva per forza lei questa palla da seconda linea, ma insomma rivedibile il servizio di Van Halen per lei. Dopo aver fatto gli straordinari in difesa non riesce a concludere. Perugia che torna intanto a -1 su 12-13 e Ungureanu al servizio, ma arriva l'errore. Forza Ungureanu, ma insomma gonfia la rete la sua palla. Servire Chieri a De Buis. Bausch, l'olandese, serve e sceglie una palla più corta. Ricci, fast di Cekulev, la copertura di Ricci, palleggia Ungureanu, attacca Traballi e arriva il punto di Traballi. Ottima Ricci qui in difesa, poi si scopre palleggiatrice Traballi e mette in condizione Ungureanu di concludere. Credo sia il contrario. È il contrario, scusa, perdona. Cekulev, Van Halen cerca la fassa di Alberti che viene letta da Traballi, palleggio di spirito, tenuto il tentativo di attacco di Skinner, piazza il pallone Traballi, si continua a giocare, ancora la fassa di Alberti che stavolta è vincente, ma poi venuto un fallo a rete. Fallo a rete, invasione nel tentativo di contenere la fast di Alberti. Il muro di Perugia commette invasione a rete. Di Sara Alberti. Alberti riceve Sirressi, Ricci per Bartolini, si salva Perugia anche su questo tentativo senza muro di Skinner, ma poi mette d'accordo tutti. Rischiano anche qui, arriva la palla dalle parti dopo l'attacco di Gichel, arriva dalle parti dopo che aveva bucato il muro, arriva dalle parti di Ricci che ci prova in tutti i modi ma non riesce a ritirarla su, e allora time out. Inizia tutto da una fast molto leggibile. Sì, assolutamente sì, è così, ma insomma che dire, vedo una Chieri tonica,
se vogliamo, è certamente molto sul pezzo, che cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà Perugia, che ha ancora le polveri dell'attacco un po' bagnate, devo dire, perché i punti di Chieri in attacco sono 11, quelli di Perugia 6. Ci sono sì più errori da parte di Chieri, 6 contro 4, però è l'attacco che ha funzionato meglio da parte di Chieri. Squadre che tornano in campo dopo il time out chiamato da coach Giovi, con Chieri che è tornata a 3 lunghezze di distanza, Di nuovo in campo il gioco riparte dopo il time out 13-16, e c'è ancora Alberti al servizio. e di Sara Alberti. E però non insomma, qui si capiscono guardano. Ungureanu e Sirressi. Ungureanu e Sirressi, Campo Perugia. diciamo la responsabilità è al 50% in questo caso, si sono guardate e non si sono capite. Ancora Alberti riceve Ungureanu, Ricci per Traballi, viene difeso questo attacco della numero 2 Gichel. C'è la grande difesa di Sirressi, l'attacco di Nemeth, Perugia risponde. Qui Nemeth dice la sua, ma insomma abbiamo visto una fantastica difesa di Sirressi, come spesso ci ha abituato nel corso del campionato. Ricci al servizio, riceve Spirito, Van Halen cerca Skinner, Nemeth e non riesce, con il tuffo Bausch Insomma, abbiamo detto dell'attacco di Perugia con le polveri un po' bagnate, sembra che si stiano asciugando, 2 attacchi consecutivi da parte di Nemeth. Devo dire che la seconda linea di Chieri è molto molto attenta sugli scudi, Skinner sicuramente. Opportunità per Perugia, ancora con Nemeth. Inizia Diciamo a che le scannare polveri sono asciugate per il momento, perlomeno quelle di Nemeth. e stavolta è coach Bregoli a fermare il gioco. Comunque, sai, una partita bella ed equilibrata. Molto bella, equilibrata, devo dire molto tattica da parte di coach Bregoli, che ha cercato all'inizio di spingere molto al servizio, poi ha cercato molte variazioni e la ricezione di Perugia è andata un po' in difficoltà sulle variazioni e non ha prodotto, il fatturato dell'attacco non è stato all'altezza delle giocatrici di Perugia. Adesso 3 attacchi consecutivi di Nemeth hanno rimesso in carreggiata Perugia e sappiamo quanto Perugia abbia bisogno della sua opposta. Non a caso Vice capocannoniera dietro Antropova. Maria Irene Ricci, Spirito, Van Halen per Gichel, e c'era quasi riuscita Perugia a brillare il pallone. Non si avvedono di dove, comunque avevano coperto dietro questo muro passivo, poi dopo non si avvedono di dove potesse essere il pallone, alla fine è un money out. Sirressi, Ricci, Traballi, gioca bene sul Qui Traballi ritarda un pochino il colpo e buca il muro di Grey Gichel, che non si chiude, il classico passaggio in mezzo al muro. Entra intanto Pecorari, Giovi si gioca la battuta della La carta numero al 6. servizio, ci sta. Già subentrata contro Cuneo, un'ottima Sì, prestazione in ricezione, ma sbaglia. Qui forza molto, molto teso il suo colpo e fatalmente finisce in rete. Sappiamo che soprattutto per quelle che sono le seconde linee con molte virgolette non è semplicissimo entrare a freddo e attaccare dai 9 metri. Tanto Skinner va su Traballi,
attacca Ungureanu e potentissimo Ungureanu, abbatte Skinner che comunque c'era in traiettoria, ci è mancato poco che la prendesse, ma l'attacco di Ungureanu è veramente potentissimo, ha liberato la schiacciatrice di Perugia a tutti i suoi cavalli. 18-19, Bartolini al servizio, riceve Spirito, Van Halen va su Bausch, si tiene sempre una distanza di sicurezza. Sì, e qui anche ancora una volta con muro a 1, ottimo servizio per la sua schiacciatrice da parte di Van Halen. Intanto cambia anche Perchieri che manda al servizio Lovet Omorui al posto di Anna Gray. E anche qui cerca qualche cavallo in più, per parafrasare quello che abbiamo detto poco fa, ma questa volta al servizio. Comunque cambi di qualità. Sì, assolutamente. Omorui sappiamo che è nel giro della nazionale. Silvestri, Ricci per Nemeth, una parallela giocata benissimo. Bellissima la parallela, fantastica. Tra l'altro ne aveva anche poco di spazio Nemeth, ma precisissima e tra l'altro molto potente e imprendibile il suo colpo. 19-20, continua a mettere pressione Perugia. Bausch, Van Halen primo tempo, scelta direi perfetta per Molto bello il primo tempo di Alberti, anticipatissimo, velocissimo, una roba alla brasiliana direi. Intanto molto brava. Tra opposti, c'è la staffetta tra Gichel e Antuni che va al servizio. E anche qui si cerca di far valere, credo, Antuli potenza al servizio. Per cercare lo strappo finale, Antuni va su Ungureanu, Ricci, la fast di Cekulev viene ben tenuta, il primo tempo spostato, non riesce il tentativo di difesa di Nemeth. Nemeth ci prova, ma qui ancora una volta Van Halen ne fa bene a giocare il primo tempo, e vediamo che Giovi forse ha visto Cekulev un attimino in difficoltà sia a muro che in attacco e la sostituisce con Grica. Antuli riceve Ungureanu, Ricci per Nemeth che però è out sbaglia. Nettamente l'attacco di Nemeth, cerca di girarla tra zona 1 e zona 2, ma è assolutamente è nettamente fuori il suo attacco. Perché comunque Perugia ha dato l'idea di poter rimanere aggrappata. Sai, vedi, sto guardando il time out, leggiamo un po' di labiali di Giovi che ha detto parlatevi tra di voi, comunicate tra di voi, perché Perugia non è lontana, ma si tratta a mio giudizio di qualche scelta sbagliata che ha fatto sì che Chieri mettesse la freccia. Si è passati in fretta e in furia dal 19-20. Esatto, qualche scelta un po' affrettata, un po' sbagliata, maggior comunicazione tra di loro, è quello che ha chiesto Giovi. Antoni, arriva il fischio del primo arbitro ad autorizzare il servizio della Greca, che va ancora su Ungureanu, ricezione troppo abbondante, salva momentaneamente Ricci, Bausch, c'è la copertura di Traballi e poi arriva la fast di Grica, la grande difesa di Spirito. Antuli, piazza, c'è Nemeth, Ricci per Ungureanu, il muro, alza ancora Grica e poi piazza Ungureanu. Un bel punto per Perugia. Bellissimo punto lottato, forse su un secondo tocco mi sarei aspettato una protesta di Chieri, ma è filato tutto liscio su un secondo tocco da parte di Perugia ovviamente. Esatto, Giovi alza il numero con l'ingresso di Rastelli al posto di Ricci. Il servizio di E quindi Perugia Qui vediamo se Ungureanu che cosa, io credo che forzerà. forza tantissimo, ma chi ritiene? Ma c'è il muro di Perugia, attenzione, si continua a giocare.
Bagher di Sirressi per Nemet, la difesa di Spirito, da fondo campo salva Gichel, manda dall'altra parte Spirito, free ball Perugia, ma Ungureanu sbaglia, sistema Sirressi per Travalli, difende ancora Bausch, che va anche all'attacco, il muro di Perugia c'è, vuole giocare ancora, Chieri piazza il pallone, Skinner, palleggia Grica, lo fa benissimo, pallonetto di Travalli, azione ora un po' confusa, deve rimettere ordine Perugia, Sirressi per Nemet, mamma mia che scambio, attacca Bausch e poi c'è il muro di Grica. Bellissima azione, la metterei tra una delle più belle del campionato, perlomeno tra Perugia e Chieri. Difese fantastiche dall'una e dall'altra parte, e poi alla fine la chiude a muro Perugia con Grica che fa valere i suoi centimetri e ci mette cemento, cazzuola, tutto quello che è possibile. Per non lasciare nulla al caso, coach Bregoli sente comunque il Pala Barton scaldarsi e quando siamo sul 21-23 chiama il time out per Chieri. Sì, ma sai, siamo lì perché al netto di questa azione molto combattuta le squadre sono ad una spanna l'una dall'altra. È chiaro che il punto che verrà sarà particolarmente importante. Sì, qui o andrà a set point Chieri o si avvicinerà ancora a Perugia, ma credo che qui Ungureanu forzerà di nuovo. E non potrebbe essere altrimenti. C'è il fischio del primo arbitro, Ungureanu, la concentrazione nella schiacciatrice rumena. A tutto braccio, ma parte già con la palla troppo bassa e sì, sbaglia. no, lancio sbagliato da parte di Ungureanu, insomma era concentrata molto sulla potenza e ha peccato di precisione. E quindi 3 set point per Chieri. Bausch, Ungureanu, Ricci cerca Travalli, difende Spirito, può chiudere Chieri con Skinner e lo fa alla grande, un attacco favoloso, 21-25. Sì, meritatamente Chieri si aggiudica questo set perché nei momenti decisivi ha giocato con molta attenzione e sai, le squadre sono state lì ad una spanna, come abbiamo detto poco fa, l'una dall'altra. Alla fine ci ha pensato Chieri a mettere giù il pallone decisivo e devo dire una Chieri, l'abbiamo già detto più volte in cronaca, molto attenta in difesa in seconda linea, Skinner poco chiamata in attacco, ma una seconda linea ottimamente piazzata e che ha tirato su tutto da parte di Chieri. Abbiamo già il tabellino. Vediamo. Primo set. Zona bar vi aspettano i volontari di Fondazione Italia Onlus, Italia Onlus con le uova solitarie. Non ce l'abbiamo ancora. Potrete con una donazione minima di 16 euro. Eccolo qua. Sostenere l'assistenza per Ecco qua il tabellino del primo set. Per Perugia abbiamo chiaramente i 6 punti di Anet Nemet e i 3 di Travalli. Abbiamo in ricezione 66% di ma vedi le positive, polveri, con quel 52. discorso delle polveri bagnate, un 28% in attacco è troppo poco. Dalla parte due muri, dalla parte non fanno benissimo, ma un 39% è buona cosa. E l'attacco di Chieri è molto ben distribuito perché abbiamo 4 Skinner, 4 Alberti, quindi insomma no scusa, Alberti 4, Skinner 1, chiedo scusa, 5 Bausch, 5 Gichel e 3 Gray, molto distribuito su tutto il fronte di attacco. Van Halen ha distribuito, quindi sai, dal servizio è arrivato poco, dal muro tutto sommato non molto. Perugia ha necessità di fare qualcosa di più in attacco. Non si può dire che ha fatto un brutto primo set, No. però i dettagli contro una squadra comunque attrezzata come Chieri, che se l'è lottata fino all'ultimo per l'ingresso nella semifinale playoff scudetto, fanno la Sì, differenza. ma sai, loro sono arrivati a gara 3
in disparte la questione giuridico del ricorso sportivo, insomma hanno lottato fino alla fine. Facevo due chiacchiere prima dell'incontro con coach Bregoli, insomma abbiamo parlato soltanto del match, ha detto sai quando vai 6 punti sotto con Novara non riesci, insomma è una squadra che naviga da molto tempo nelle zone top della classifica e quindi c'era un po' di recriminazione, un po' di dispiacere, ma sai è così. A telecamere spente ma hai fatto l'intervista pre-gara? Sì, praticamente sì, mi sono, come dire, ho avuto il piacere di fare queste 4 chiacchiere, dai. Squadre che si sono risistemate sul Taraflex nell'impianto di Perugia per il secondo set che avviene in questo momento. Ricci riceve Spirito, in bagger Van Halen, attacca Skinner, colpisce Travalli ma c'è il punto, ma secondo me è fuori, ma ci vogliono vedere chiaro, sarebbe un punto curioso, diciamo, un punto così, insomma, da ricordare, appunto come dicevi tu, per la curiosità, per la singolarità. Ma mi sembra che è buono, guarda, lo stiamo guardando da qui. Con lo schiacciamento questa tocca. Con lo schiacciamento sembrerebbe che aver toccato, però sai, l'ultima parola spetta a loro. Punto Perugia. Sì. Per pochissimo. Sì. Traballi mette la firma referto anche su questo colpo singolare. Fermato questo primo tempo di Gray. Van Halen gira su Gichel e poi Gichel qui spazzola le mani alte del muro della coppia Bartolini-Traballi, in seconda linea sono forse mezzo metro più avanti e non riescono a ritirarla su. Van Halen riceve un Gureanu, Ricci per Traballi che spinge questa palla e trova molto intelligente la spazzolata di Traballi, che si vede la palla cadere a filo, il muro strapiazzato e quindi usa molto bene il piano di rimbalzo delle avversarie. Traballi riceve Bausch, attacca Gichel, fulmina praticamente. Gichel qui non arriva, scorre molto Bartolini a muro, le mani di Ungureanu sono un po' scomposte, infatti ci parlo un attimo Giovi con Ungureanu, forse poteva metterle meglio le mani. Intanto Skinner su Traballi, attacca Ungureanu, il muro di Chieri funziona. Gichel, pallonetto che viene tenuto da Ungureanu, spinge questa palla, copre Sirressi, Ricci gira su Nemeth, ancora di pallonetto, si continua a lottare, Skinner dalla seconda linea, difende Ricci, bagher a girare di Sirressi, ma non può attaccare Ungureanu, allora free ball Chieri che viene sfruttata nel primo tempo di Anna Gray. È scontato che Van Halen andasse con il primo tempo di Gray, la più classica delle free ball, il muro di Perugia va in lettura ma la lettura è sbagliata. Ancora Skinner, riceve Ungureanu, Ricci, il primo tempo di Bartolini, viene Lecco, ha una mano, Ricci che ripete su Bartolini. Ottima Ricci, qui ripete il primo tempo e prende questa palla molto a filo, serve benissimo Bartolini che piazza questo primo tempo ottimamente. Proprio Bartolini al servizio, riceve Skinner, Van Halen primo tempo di Gray. Ci vanno di primo tempo ancora una volta Gray, qui Grica che non riesce
a leggere le mani della palleggiatrice piemontese ed è tutto sommato facile il primo tempo. Gray riceve Traballi, Ricci su Nemeth, si risveglia anche il mancino. Sì, qui Nemeth sale molto in alto, gioca a 3/4 di forza e elude la guardia del muro in diagonale, come ci ha abituato molto spesso durante il campionato. Nemeth 4 pari, riceve Bausch, rincorre il pallone Van Halen in Bagher, può solo piazzare l'olandese, ricostruisce Perugia, Grica di giustezza, 5-4. Di giustezza Grica non molto alto il servizio di Ricci, ma Grica aggiusta tutto. Sappiamo che lei ama giocare molto potente la fast e le riesce molto bene anche in questa occasione. Errore però di Nemeth. Nemeth prova molto, passa vicinissima al nastro il suo servizio, ma viene respinto appunto proprio dal nastro. È una battuta che prova a tagliare, è molto tagliente, sì, molto a filo, affilata, il diciamo. rischio è di trovare la rete. Bagher, Sirressi, Unguriano a tutto braccio, ma la palla qui insomma per poco il muro di Chieri non finisce in campo, ma Unguriano era stata molto attenta a non chiudere il colpo. Unguriano, forza su Skinner, Van Halen, la fasta di Alberti, la difesa di Nemeth. Qui Nemeth, il piano di rimbalzo del Bagher di Nemeth è l'opposto di quello che avrebbe dovuto essere. In questi casi bisogna andare incontro alla palla, altrimenti schizza via e non si riprende più. Ricci per Traballi che cerca il pallonetto, letto da Gichel, Skinner, la difesa di Traballi, Ricci prova ad aggiustare ma viene fischiato il fallo di doppia. Ci sta, insomma, se n'è accorta anche Ricci in questo caso, ha provato a fare qualcosa di più invece che andarci di Bagher, e in questo caso il fallo di doppia è sempre dietro l'angolo. Mi torna davanti Chieri, 6-7. Ricci per Traballi. Sì, precisissima Traballi, ancora una volta sulla parallela, tra l'altro tocca Gichel in seconda linea ed è punto per Perugia. C'è la centrale polacca di Perugia al servizio, mette in difficoltà Chieri che può solo rimandare di là. Gioca Perugia, attacca Traballi ma viene fermata dal muro di Sara Alberti. Qui pensava Traballi che la copertura sulla parallela fosse stata di minore entità, è andata quasi a colpo sicuro, ma insomma il muro era strapiazzato. Alberti va profonda su Unguriano, Ricci per Traballi, viene tenuto il suo attacco e poi arriva il punto di Van Halen che spinge questa palla. Van Halen c'era tutto sommato Unguriano, ma spinge molto di prima intenzione, si mette in proprio Van Halen perché non trova nessuno che vada a contrastarla a muro ed è un gioco da ragazzi per lei. Problemi in ricezione per Perugia che non riesce ad attaccare e allora può allungare ancora Chieri. Skinner potentissimo. Non l'avevamo vista fino adesso Skinner, o perlomeno l'avevamo vista poco. Questo è uno dei suoi colpi e lo sappiamo che Chieri quest'anno in regular season ha avuto una Skinner in più con quasi 400 punti da zona 4. Lei è una giocatrice assolutamente, anche una top player, assolutamente sì. Non che non lo siano le altre, ma
spendiamo in questo momento una parola per lei. Diciamo che è una stella che brilla nel nostro Assolutamente campionato. sì, assolutamente sì. Coach Giovi, dicevamo che ha fermato il gioco perché vede Chieri andare Qui piano piano, mattoncino per volta, Chieri comincia insomma a dire la sua ancora una volta. Mettere in cascina anche il secondo set inizia a farsi importante Sì, la sai, questione. significa andare a giocare il match di ritorno con maggior tranquillità. Ricci cerca Nemeth, difende Jikel, in bagger Van Halen, Skinner e piazza questo Anche qui pallone alla Skinner sinistra molto di Ungureanu. intelligente, forse Nemeth aveva pestato da seconda linea. Cambio in regia, prova a muovere le carte, Andrea Giovi, entra Anshante al posto di Ricci. Fa bene Giovi a dare un po' di respiro a Ricci. 7-11, Alberti. Shante prova subito a mettersi in proprio, praticamente costretta, attacca Travalli. Qui Traballi trova una soluzione tutto sommato rischiosa ma ottima per lei dopo che l'azione era cominciata in modo un po' come dire confusionario. 11 serve Yadira Anshante. Allora al servizio c'è proprio Yadira Anshante, ultima subentrata per Perugia. Jikel alla seconda linea, difesa a una mano di Ungureanu ma non arrivano né Anshante né Sirressi. Ancora una volta l'attacco di Chieri riesce a trovare le soluzioni giuste, come in questo caso. Certamente non era un'azione da schema ma sono riuscita a trovare il pertugio. Van Halen riceve Sirressi, Anshante, primo tempo di Bartolini, va a segno. Fa bene Anshante a chiamare anche le sue centrali perché era un po' che non si vedeva un primo tempo e qui Bartolini si fa trovare pronta ed elude la guardia del muro. Traballi al servizio. Perugia deve rincorrere come nel primo set. Piazza Skinner, ma c'è una Invasione di Nemeth, invasione a rete di Nemeth che se ne accorge tra l'altro. Perché Anshante aveva tenuto questa Sì, palla. assolutamente sì, è così. Skinner sbaglia questa volta Skinner. Spinge molto, prova a cercare l'angolo di zona 5 ma il suo servizio finisce fuori. Bartolini. Riceve Spirito, ricezione perfetta e poi che Frustata di Bausch, molto in extrarotazione ma aveva poco muro e sprigiona tutta la potenza che ha nelle sue braccia. Cambio, prima linea. Rastelli dà respiro a Nemeth. Rastelli per Nemeth. Sì, anche qui cerca di dare qualche attimo di respiro a Nemeth e mette dentro Traballi. Problemi per Perugia, alza praticamente una skyball Ungureanu. Van Halen per Jikel e ora inizia a farsi importante il vantaggio di Chieri. Importante il vantaggio ma non trova, è molto attenta certamente Chieri e lo abbiamo visto, ma più che altro dalla parte di Perugia non riescono a trovare il bandolo della matassa né in attacco né soprattutto in avvio di azione, quindi qui c'è da correre ai ripari perché insomma potrebbe farsi lunga la cosa.
subito in campo Perugia, che gioca con una diagonale inedita in questo momento con Anciante e Rastelli. Di nuovo in campo il gioco riprende con il servizio. E dall'altra di parte Anna Gray che si accinge a servire sul 10-15. Sirressi, Anciante per Rastelli, viene fermata da Alberti. Qui Rastelli insomma chiude molto e chiede molto al suo colpo, ma il muro di Chieri è molto ben piazzato. Gray, problemi per Sirressi, arriva Leis. Qui insomma ecco, vedi, corre ai ripari anche in questo caso, entra Recchia al posto di Sirressi, c'è bisogno anche per il capitano di una boccata d'ossigeno. Gray al servizio. Riceve Recchia, Anciante per Ungureanu, la palla torna nella metà campo delle Black Angels, attacca ancora Ungureanu e ancora viene disputato il pallone. Rastelli vede il tocco del muro che viene concesso. Molto brava Rastelli in questo caso, aveva muro alto a 2, molto ben piazzato e riesce a cecchinare gli ultimi centimetri del muro. Altro cambio. Esplora tutte le forze della panchina Giovi con Gardini a rilevare Servizio. 11-17. Ma potrebbe essere anche il motivo per dare una scossa a quello che sta succedendo in campo in questo momento. Questo però non è il modo migliore, con questo servizio di Rastelli che finisce in rete. Lucille Gichel. Da opposta a opposta c'è la francese Gichel al servizio, va su Traballi, Anciante per Gardini a tutto braccio, difende Skinner, piazza Van Halen per Gichel che trova un punto meraviglioso. Molto brava Gichel, qui trova muro piazzato da seconda linea e anche leggermente in ritardo sul servizio che aveva ricevuto. Qui forse per una pestata, ma credo che sia per parlarci su. È stato sicuramente più equilibrato il primo set, ora Perugia sembra Ma fino ad un certo punto erano lì le squadre, poi c'è stato qualcosa che ha fatto scattare. Chieri ha continuato a giocare come nel primo set tutto sommato, e dalla parte di Perugia che lo abbiamo detto diverse volte non riescono a trovare il bandolo della matassa, non solo in attacco in questo scorcio di set ma in quasi tutte le situazioni di gioco, in ricezione, a muro, non si riesce a giocare in primo tempo e quindi come dire, i problemi aumentano. Che sbaglia 12-19. Sale a 12 Perugia. Diciamo che forse il set non dico che sia compromesso del tutto, ma insomma quasi. Ecco, qui ritorna la diagonale titolare in campo. Per Rastelli, mentre il servizio è di Beatrice Gardini. Ritorna anche Sirressi, quindi praticamente quasi la formazione di partenza. Sì, è così. Gardini al servizio. Potente, anche ben tagliato, ma Skinner è una garanzia. Contrasto sotto rete, il pallone viene conteso e poi prima spinge Ricci, il pallone torna dall'altra parte, poi credo che sia Alberti ad avere la meglio a toccarlo dall'altra parte della rete, ha spedito dall'altra. Bausch, chiedo scusa. Che va anche al servizio. In bagger Ricci per Traballi e gioca mani out perfetto. Sì, credo che
Giovi abbia 13° punto Perugia. dato qualche indicazione alle sue giocatrici, cercare molto più il money out che il money fuori che il campo, ma vediamo. Grica riceve Spirito, la fast di Alberti e poi non riesce il tentativo di difesa della centrale polacca. Non dico che siamo ai titoli di coda, ma quasi, dai. Tra l'altro Sara Alberti. qui Chieri gioca sul velluto, riesce tutto facile, mentre dall'altra parte sembra che ci sia una montagna da scalare. Nemeth, punto numero 14 per Perugia, ma la strada è ovviamente in salita. Sì, è in salita, però ripartire da qui è certamente la cosa giusta da fare per le giocatrici di casa. Ricci. E arriva l'aiuto del... Qui arriva un punto quasi gratis, perché la linea di ricezione lì dovrebbe essere il centrale che ci pensa a ricevere questa palla, ma non ci ha pensato. Riceve Bausch, arriva Skinner, tempismo perfetto. Sì. Ottimo attacco da parte di Skinner, molto veloce, la palla in 4 per lei e lei velocizza ancora di più. Sara Van Allen. Van Allen va a sollecitare Sirressi, Ricci per Traballi sul muro di Cichella, ma la palla va fuori. Ripete praticamente Traballi il colpo di qualche azione fa, come poco fa, appunto, trova le mani esterne del muro e il punto è per Perugia. Traballi riceve Skinner, Inbagher, Van Allen quasi sul bancone del videocecchista Gardini per salvare questa palla, ma poi ci pensa Skinner. Skinner va in parallela, Gardini ha fatto gli straordinari, è arrivato quasi tra il segnapunti e lo speaker, ma poi dopo risolve tutto Skinner. Che va anche al servizio, riceve Sirressi, Ricci per Nemeth, sbaglia completamente Nemeth. Sbagliato l'attacco di Nemeth, cerca le mani del muro su questa parallela, ma insomma io credo che a Perugia pensino già al terzo set, non può non essere così. Può servire per chiudere il set Skinner, problemi per Gardini, arriva l'ace di Skinner. Chieri a vita facile il secondo set, 16-25. Insomma, che dire, credo che non servano nemmeno i numeri in questo caso per dare la cifra e la misura di quanto Perugia abbia faticato. Comunque appena ci arriveranno anche il tabellino lo vedremo, eccolo qua. 5 punti di Traballi che tiene in piedi Perugia in qualche modo. E nonostante faccia un 44% in attacco, che tutto sommato è meglio rispetto al set precedente, vedi, Chieri fa il 64%, quando hai una squadra che dall'altra parte fa il 64% in attacco non si vince mai, a prescindere dal fatto di come tu abbia ricevuto, di come sia andato a muro, di come sia andato complessivamente le azioni. E comunque guarda la distribuzione omogenea, perché c'è Skinner con 5 punti, Gichel 5 punti, i 3 di Anna Gray, i 3 di Alberti, se sono divise così. Certamente le bocche da fuoco più interessate sono in questo caso, in questo set, Skinner, chiamata molto più in causa, e Gichel, che sappiamo essere come dire, le artiglierie pesanti di Chieri. C'è da ripartire da qui, perché sai, è vero che si gioca sulla distanza dei 2 match e il fatto che Chieri abbia già messo in cascino un punto vuol dire molto, ma insomma mai dire mai in questi casi.
e certamente possiamo dire che Chieri ci ha smentito in pieno, perché non è venuta a Perugia affatto remissiva, anzi con questi numeri significa che vuol dare ulteriormente senso alla propria stagione. È chiaro che vorranno comunque magari riprovare una scalata alla Coppa Europea, seppur terza Coppa Europea, comunque un È buon comunque un trofeo palcoscenico. importante, un buon palcoscenico, serve, serve anche per il movimento, per il tifo, per chi è appassionato e chi è tifoso guarda anche le partite di challenge, insomma. Che poi quando comunque si arriva alla fine delle competizioni nessuno ci sa perdere. Ah no, certamente. Il livello di competitività è comunque alto. E beh, comunque la finale quest'anno, al di là di come è andata a finire, è stato un bello spettacolo tra andata e ritorno. Tra Roma e la stessa Chieri, ma sai, lì qualcuno dice che le coppe europee, soprattutto la Challenge, sottragga energie e linfa al campionato. Secondo me non è così, perché è vero che ci sono delle trasferte difficili, impegnative da affrontare, ma a queste ragazze se dicessi si gioca ogni giorno, giocherebbero ogni giorno, non è quello il problema, insomma. Conduce 2-0 la Reale Punto Chieri, questa gara di andata del secondo turno dei playoff challenge. Terzo set che ripartirà dal servizio di Alberti, che riceve ora il Terzo pallone. set che si apre con il servizio Chieri, battuta c'è il numero 9 Sara Alberti. Alberti riceve Traballi, Ricci subito per Nemeth, portato dal muro questo pallone. Sì, è molto alto ma poco invadente il muro di Skinner e Gray, se ne accorge Nemeth che spazzola le falangi. Bartolini riceve Spirito, arriva la fast di Gray, difesa da Ricci, in palleggio Nemeth, attacca Ungureanu. Torna a tabellino ancora anche Ungureanu, che stringe molto il colpo in questo caso, e le mani del muro sono piazzate non benissimo, e trova questo ottimo money out per lei. Bartolini riceve Spirito, ancora la fast di Gray, che stavolta Aveva capito qui Ungureanu che avrebbe giocato la fast, ma il suo muro scorre molto e l'attaccante di Chieri utilizza le sue mani a proprio vantaggio. c'è la palleggiatrice di Chieri al servizio, ha una mano Ricci, un primo tempo niente male. Bravissima Ricci, aggiusta tutto qui, ma Grica molto attenta, ci ha creduto al primo tempo, e brava lei che è stata vicina alla sua palleggiatrice e l'ha seguita e è riuscita a mettere a terra. Nemeth, Ace, prende in castagna Bausch. Buonissimo il servizio di Nemeth, che taglia tutto il campo da zona 5 a zona 5 e trova in difficoltà la ricezione di Chieri. Ancora l'ungherese, ha una mano Van Halen, a due mani Gichel, contrattacca Perugia con Ungureanu, la palla torna nella metà campo perugina, Nemeth piazza il pallone, si continua a lottare, palleggio di Spirito, Skinner difende Sirrissi, attacca Ungureanu, costruisce Chieri e poi Bausch sbuca dalla seconda linea. Sai, anche qui bellissima azione ancora una volta, una di quelle da Cicoretto Rosso, ma la chiude ancora una volta Chieri. Credo che una delle chiavi di lettura, non l'abbiamo detto prima, del primo set c'è stata un'azione lunghissima che ha conquistato il punto, l'aveva conquistato Chieri, da lì un po' è girata la partita. Fast di Grica che va out. È out la fast di Grica nettamente. Sale a 3 la Reale Punto. Allora Chieri torna
a meno Chieri è lì, Chieri sta lì, non molla di un centimetro. Skinner, eccezione troppo abbondante di Ungureanu, e allora ancora Skinner. La seconda linea Skinner, Seconda linea di Skinner rimette in equilibrio 4 pari. il terzo set. elude la guardia del muro che tutto sommato non era piazzato malissimo, ma il suo colpo è molto potente e molto angolato. Soprattutto rimane in Sì, sospensione assolutamente per così. un tempo che sembra quasi infinito. Qui Nemeth, Murata, E vedi Chieri come ti ribalta subito. Chieri Da 4 a ribalta 1, subito da 4 a 1 a 5-4, un parziale di 4 a 0, ma io credo che ancora una volta dalla parte di Perugia non credo giocano come dire 2-3 punti, 2-3 azioni, forse 4 sulle ali dell'entusiasmo, ma Chieri continua a fare tutto bene senza tutto sommato strafare, diciamo, ed è lì. Perugia un po' più a strappi, mentre Sì, Chieri esatto, molto la a vedo più strappi, costante. è molto più costante e sai, se cominciano a funzionare, Gichel ha funzionato per tutto il match, se qui comincia a funzionare anche Skinner possono essere dolori. C'è Skinner ovviamente ancora alla battuta. Ungureanu attacca potentissimo, la palla finisce Ci vuole una bella scossa, qui Ungureanu ci va, la tocca piano e ci porta al servizio dopo questo ottimo punto. Potentissimo, Gray appoggia questo primo tempo e poi Perugia ci prova Nemeth a rimetterla in funzione questa palla, ma il suo secondo tocco è molto molto sotto la rete, non ce la fa Traballi a recuperare. Gray Ricci per la pasta di Grica. Ecco, questa volta molto ben giocata la fast di Grica, nonostante il muro avesse capito, Alberti scorre molto, non ce la fa a contrastare l'attacco della centrale polacca. Grica serve su Bausch e poi il primo tempo quasi in no look di Alberti. Molto no look direi il primo tempo di Alberti, che insomma porta via il muro e mette a terra. Gichel 6-7, Recchia con una sbagherata per Traballi che sistema una palla, e qui che ci ha non era facile. guardato Traballi, chirurgica su questo attacco. Si è fermata, si è visto distintamente, si è fermata un attimo, quell'istante, a guardare le mani del muro come fossero messe. Ricci, riceve Skinner, qualche problema, poi Bausch in un pallonetto, si tuffa Ricci, Bagher di Recchia, attacca Nemeth, da fondo campo difende Skinner, Bausch, c'è il muro di Perugia, rialza Spirito e poi c'è Skinner che è meravigliosa quando arriva quella Bellissima, è un gesto tecnico e atletico da guardare proprio. Diciamo che Chieri continua a stare lì e trova le soluzioni giuste. Una mano Ricci, difesa su Traballi, Alberti spinge questo pallone, poi c'è
C'è una misunderstanding, diciamo, nella metà campo di Perugia. Tra Ricci e Nemeth non riescono a ritirare su questa palla, ma di nuovo molto molto attenta Chieri in tutte le situazioni di gioco. Anche quando non trova la soluzione di potenza riesce a mettere di là con successo. Bagher, Ungureanu, attacca Nemeth, è in traiettoria Jikel. Skinner fermata dal muro di Perugia che rigioca con il primo tempo di Bartolini, ma è out. Questo Qui, non è un buon segno. no, non è assolutamente un buon segno per Perugia, perché qui Bartolini si è trovata la palla molto sotto, diciamo che non avrebbe potuto fare molto altro rispetto a quello che è stato il suo colpo. Dai, diciamo che Chieri rimane sempre costante, non abbassa mai il livello di attenzione. Perugia è troppo su altri È molto altalenante, molto sì, ma più che altro non riesce a trovare una chiave costante in attacco. E lì dall'altra parte non solo il collegamento muro-difesa funziona molto bene, ma anche Tukur la seconda linea, quindi riescono sempre a ricostruire con molta attenzione, con molta pazienza e a trovare le soluzioni vincenti. 3 di vantaggio, Reale più Mutuale 3 per Chieri, imbattuta per una situazione praticamente analoga ai precedenti set. è così. Diciamo. Ceverecchia, Ricci cerca Traballi, fermata dal muro, copre Ricci, in palleggio Ungureanu, prova a sistemare Nemeth che permette a Perugia di rigiocare questa palla a due mani. Traballi, funziona questo colpo da Ma devono fare gli straordinari, perché come hai visto in attacco riesce a mettere a trovare la soluzione vincente Perugia, se non al secondo, al terzo attacco. Sai, in questi casi bisogna continuare a tenere la barra dritta. Traballi riceve spirito, arriva poi la pipe potentissima di Jikel che viene in qualche modo defibrillata, ma c'è la free ball per Chieri che non viene però sfruttata, una fase molto confusa che viene però comunque decisa. Qui si fa ingolosire Ungureanu, c'è uno scambio di battute con coach Giovi, ma il suo attacco di prima intenzione viene ben capito da parte di Chieri, che riesce a metterti una pezza. Alberti, Ricci per Nemeth, ci vuole in questi casi la Nemeth che conosciamo, quella che nel corso del campionato ha tirato fuori le castagne dal fuoco molte volte a Perugia, come ha fatto con questo ultimo attacco. Bartolini su spirito, ancora la seconda linea, ma viene fermata Jikel. Credo che sia la prima volta che Jikel viene fermata quando attacca da seconda linea. In questo caso il muro a 2 di Perugia funziona benissimo, è molto molto invadente, anche perché forse la palla di Valaner era un po' bassa. Adesso deve continuare sull'acceleratore Perugia, ma ripete ancora il colpo. Qui insomma chiama ancora Jikel Van Halen, che questa volta sceglie la traiettoria giusta, la direzione giusta e anche la forza giusta. Rincorre il pallone Ricci, va su Nemeth. Ancora Nemeth, ma qui brave, qui sistema una palla difficilissima Ricci, poteva andarci di Bagher, ha rischiato, ha messo in azione ottimamente Nemeth, che in questo frangente sta tenendo sulle sorti di Perugia. -1 per la Bartoccini MC Restauri, che ora però vede l'errore al servizio di Nemeth. Qui cerca gli ultimi centimetri di campo per mettere in difficoltà la ricezione di Chieri, ma il colpo di Nemeth purtroppo per lei è fuori. Skinner
serve su Recca, arriva Leis. Sì, questo è un fallo, Secondo tocco Perugia. è netto il fallo su questo secondo tocco, su una ricezione problematica da parte di Recchia. 11-14, riallunga Chieri. Qui un Mureano un po' di rabbia, un po' di frustrazione, ma riesce a scaricarla questa rabbia e questa frustrazione, perché va dritto per dritto sulle mani del muro avversario, che non era nemmeno piazzato male, ma il suo colpo è molto potente e trova in mani out. Vedi, questi sono gli sprazzi dei quali dicevamo poco fa, perché ottieni un cambio palla molto molto positivo, poi dai 9 metri l'errore non consente di dare la continuità. Gray tiene un Gureano alla mano, Ricci però è errato questo tentativo. Qui ci prova Ricci a mettere in azione Grica ancora una volta su una ricezione un po' problematica. Sai, è un cane che si morde la coda. Sì. Mi sembra che l'inerzia del set sia speculare ai precedenti. Qui ancora una volta Recchia problemi in ricezione, gran tuffo di un Gureano, ma è molto difficile metterci una pezza in questi casi. Ma ultime chiamate forse. Comunque già un +5 che è una bella salita da scalare. Poi quando stai sui tacchi su questa palla di servizio che tocca il nastro, insomma. Ad ogni modo possiamo tranquillamente dire che forse ci aspettavamo una Perugia un po' più sul pezzo stasera. Sì, questo rispetto a quello che abbiamo visto ultimamente certamente sì. Qui questa palla è nettamente dentro, si guardano Recchia e Gardini, mia tua di nessuno. E ora torna il cambio. Di nuovo cambio della diagonale, ma sul 19-12 o cerchi la scossa o insomma c'è poco altro da fare. Diciamo che ad ogni modo, al di là di come finirà stasera, sicuramente ci sarà l'applauso del pubblico. Sì, questo per Perugia, per una stagione comunque in crescendo, nella quale si è ottenuto l'obiettivo più fissato, che era la salvezza. Intanto Ansciante, bagger di Recchia, attacca Rastelli, palla out. È out l'attacco di Rastelli, ci prova senza rincorsa, saltando da ferma, a metterla sugli ultimi centimetri, però chiama Cech che serve più che altro per un time out, per parlarci ancora una volta su. Diciamo che Chieri ha avuto il merito di tornare subito in forma da un punto di vista mentale dopo l'eliminazione dal playoff scudetto. Non era semplice, ci sono riusciti in pieno. E non è, credo che abbiano avuto il merito di resettare totalmente quello che era successo nel corso della stagione. Finale di challenge persa, eliminazione dai playoff in modo tutto sommato, non dico rocambolesco, ma rispetto ad un percorso nel quale ci avevano provato fino alla fine. Su Gardini arriva il primo tempo di Grica, ma c'è un fallo. Invasione da parte di Perugia, non ho ben capito da parte di chi, ma non dice niente nessuno, quindi è così, c'è stata. 11-21, mancano 4 punti a Chieri per espugnare in 3 set e nemmeno in un'ora e mezzo di gioco. Sì. Ora
Bagher di Recchia, Travalli prova a sistemare il pallone, può rigiocare Perugia, Rastelli, la difesa ma poi sbaglia tutto Skinner, un errore che non si vede. Forse è il primo errore, ma diciamo un errore un po' di confidenza, è quello che non ti aspetti da una giocatrice come lei, però ci può stare anche questo. Diciamo che il risultato consente anche un errore del genere. È così. Bausch, punto numero Mouse 22. millimetrica qui sulla parallela, ma sai, con questa situazione di punteggio un po' si gioca anche sul velluto. Intanto ritorna in campo Antoni per Gichel per sfruttare la battuta della greca. MVP Skinner. Direi di sì. E dunque va in battuta. Era stata MVP anche nella gara d'andata di regular season. Ma io la nomino sicuramente, poi la tribuna stampa ci dirà il responso. Direttamente sul 14° punto. Perugia torna a servire con Rachele Rastelli. Prima del Intanto servizio torna Gichel. rientra Gichel per Mazzoni. Qui è Nemeth che entra per alzare il muro al posto di Anciante. Rachele Rastelli. Rastelli va su Bausch, nella seconda linea Gichel. Tutto facile anche per questo attacco da seconda linea. Riesce tutto, sì, molti di attacchi da seconda linea da parte di Gichel, soprattutto, che è stata spesso chiamata. Bausch, Ceverecchia, Bagher Ricci, attacca tutto braccio Travalli, la difesa di spirito. Skinner risponde il libero di Perugia, ancora Travalli, di nuovo su spirito. Gichel, Cerecchia a coprire, Ricci di nuovo su Travalli. Mamma mia, uno scambio veramente bello. Opportunità per le Black Angels con Nemeth a una mano spirito. Bagher Van Allen per Skinner, difende Travalli. Ricci per Gardini, il muro di Chieri, si continua a giocare. Nemeth non vuole cadere a terra questo pallone. Ancora Perugia con Gardini nella seconda linea e si prende gli applausi del Palabarto. Meritatissimi da tutte e due le parti, ma se vogliamo trovare una chiave di lettura, che anche in questa situazione di punteggio Chieri difende tutto quello che è possibile difendere, sembra che insomma non ci sia gravità dalla sua parte di campo. Poi il punto è dalla parte di Perugia, ma bisogna fare sempre gli straordinari. E ora si rivede con Gaia Travalli. 15-23, comunque tutto saldamente in mano alla formazione piemontese. Contrasto sotto rete, si salva Perugia, può ricostruire con pazienza Chieri, salva Gardini, la difesa di Recchia su Alberti. Nemeth si lamenta, Ancora un'azione, insomma, no, si lamenta perché secondo lui il salvataggio di Perugia era fuori asta, ma avrebbe dovuto fermare il gioco subito in questo caso e non si è preso la responsabilità di fermare il gioco, l'azione è andata avanti. Ma sai, Perugia se saluta con questo risultato il Palabarton Energy, insomma, fa divertire il pubblico, dai, Intanto, in queste ultime azioni. Alberti trova il match point, 16-24. 24-16. Diciamo anche ultime azioni per noi per Sì, questa stagione. per la stagione siamo ai titoli di coda. Eh sì. Ecco, Chiude il cade, match.
cade come L'ultimo pallone al palabatto anche questa stagione. azione che non merita commenti, mentre credo che meriti un commento Nicolò la stagione di Perugia, che ci ha tenuto incollati qui con una seconda parte a partire entusiasmante, molto molto bella, non ultimo questo affaccio, questo possibile affaccio sull'Europa. Che dire, come dicevamo in apertura, anche stasera il pubblico, nonostante una sconfitta che si fa male ma che alla fine ci può stare, può essere contento di aver visto uno spettacolo assolutamente di assoluto livello. E vedi, ora c'è il tributo del palabatto. Sì, è giusto così, perché è una stagione lunga, a tratti complicata, nel corso della quale coach Giovine e i suoi ragazzi hanno comunque dato tutto quello che avevano per raggiungere l'obiettivo fondamentale, che era quello della salvezza. Diciamo che ora il passaggio del turno è nelle mani, possiamo dire, di Chieri, che può diventare la favorita numero uno per questi playoff challenge. Sì, una raccomandazione per il tutto sommato lei è quinta forza del campionato nella stagione regolare, come diciamo, come nobiltà, se così la vogliamo chiamare, di classifica, lei è quella che potrebbe essere considerata la più accreditata, però c'è da giocare un'altra partita e lo ricordiamo, Perugia dovrà vincere con un 3-0 e con un 3-1 per poi sperare nel Golden Set. Un po' una mission impossible. Ma sai, ribaltare il risultato avrà sicuramente, ecco qui, Avery Skinner intanto MVP, se lo merita tutto. General Manager di Sendo, sponsor day di E questa allora, gara, il mentre Skinner viene premiata, possiamo andare anche a titolo di coda. Raffaello, ringraziare chi ci ha seguito durante tutta questa stagione, una stagione che temporalmente può essere anche breve, ma per quanto è intensa comunque è un tempo, per chi lo vive, abbastanza lungo. Sì, non dico che come i 100 metri, che uno ci si allena tutta la stagione per stare sulla pista 10 secondi, ma è un fiato che va vissuto, è un tutto d'un fiato che va vissuto intensamente, come ha fatto il pubblico di Perugia, come voi abbiamo fatto anche noi, perché è stato un piacere e un onore commentare al tuo fianco e vedere non solo le campionesse di Perugia, ma di tutte le squadre che hanno calcato il Palabarton Energy, e possiamo dire forse le più forti del pianeta. Senza alcun dubbio. Ringraziamo anche tutte le produzioni video che ci hanno accompagnato durante l'intero arco di questa stagione. Allora noi diamo appuntamento per il prossimo anno. Certamente, appuntamento al prossimo anno. Buona pallavolo a tutti, perché la stagione della pallavolo è ancora lunga, tra il campionato, tra le coppe, ci saranno le nazionali, ma insomma ci rivedremo a ottobre. Viva la pallavolo! Assolutamente sì, viva la pallavolo, buonasera a tutti. Ciao ragazzi! Ciao.